Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta. Abbassiamo un attimo, oggi c'è un po' di confusione, eccoci qua, siamo anche in diretta, perché mi dice che sono in diretta, quindi chi riesce a trovare il link è fortunato, casomai ci riascolterà più tardi. Buonasera a tutti, buonasera Rossella, ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, è una navigazione perigliosa ma ce la facciamo. Con questo brutto tempo è difficile navigare. Buonasera anche a Omar. Ciao Omar, ci fa sei? Freddo qua. Quasi 3 qua. gradi. Ecco, che viene da... C'è stato l'evento classico da voi domenica. Non ho capito perché c'è anche vento. C'è stato l'evento classico da voi domenica. Liegi, Baston Liegi, tanto amato da te, vero? Esatto. Con la vincita di un ciclista sloveno. Va bene, passiamo col primo brano che si chiama Noi, perché Noi è di Radio Nostra, con Genio per due, Diego e Brigitte, che poi avremo nostri ospiti. Ricordo che tu sei più grande quando vuoi, però io sento già le cose che ti dico. Io credo in noi per sempre, siamo stati così forti e anche un poco ricchi, siamo quelli che si amano. Noi siamo sempre stati complici per tornare nelle immagini, nel tempo incredibile. Noi ci ritroviamo in questa aria per svegliare il mondo dove respiri tu. Spogliati con me, andiamo giù al mare, unici così e liberi. Io credo in noi e sempre siamo stati così forti e anche un poco ricchi, siamo quelli che si amano. Noi siamo sempre stati complici per tornare nelle immagini, nel tempo incredibile. Noi ci ritroviamo in questa aria per svegliare il mondo dove respiri tu. Noi ci ritroviamo in questa aria per svegliare il mondo dove respiri tu. Con respiro
noi Genio per due qui a Radio Nostra e quindi ora voliamo noi tutti assieme con la nostra prima ospite. Siamo a Barcellona. Eccoci qua. Vai Rossella, presenta. Siamo planati a Barcellona e abbiamo con noi Anna Paola Cedrini. Benvenuta Paola, Anna Paola, scusa. Buonasera, hola. Allora, Hola, l'abbiamo che tal? chiamata un po' di cose e prima di tutto, che cosa ci fai a Barcellona? Sì, io sono anch'io planata a Barcellona 6 anni fa con la mia famiglia dall'Olanda dove vivevo prima. Non sono venuta qui per il mio lavoro, ma per il lavoro di mio marito, però sì che lavoro sempre come insegnante di italiano, anche qua come facevo già in Olanda. Mi occupo soprattutto di formazione in azienda, di mobilità Erasmus Plus, che è l'Erasmus, diciamo, di tirocinio che i ragazzi fanno dopo essersi laureati, e ho anche un'attività imprenditoriale mia di esperienze di viaggio studio in Italia. Ok, ascolta, una cosa che chiediamo sempre ai nostri ospiti per il mondo. Qual è la motivazione degli studenti che hai, che abbiamo capito, poi questi magari se fai formazione anche per le aziende sarà di tipo professionale, immaginiamo. Sì, diciamo che per i miei studenti le motivazioni sono duplici fondamentalmente, quindi ci sono le persone che lavorano con l'Italia, le tante aziende catalane che lavorano con l'Italia o italiane che hanno qui una sede e quindi hanno esigenza non tanto linguistica, però più che linguistica culturale, quindi per capire meglio con chi hanno a che fare quando appunto si tratta di fare il loro business. E dall'altra parte ho i miei studenti invece adulti che studiano l'italiano per piacere, per amore del nostro paese. E quindi mi piace insomma la lingua, la cultura. In generale lo fanno tutti con piacere, anche chi studia per lavoro. Stavo infatti per chiederti, è abbastanza gratificante comunque. Molto gratificante. Io quando in Italia ancora lavoravo a scuola e anche nelle scuole lavorare, però insomma così è più facile, sì, molto gratificante. Bene, allora invece poi insomma preparando così questo incontro di stasera, mi dicevi che oggi c'è una festa importantissima a Barcellona. Sì, oggi si festeggia San Jordi, che è anche il patrono di alcune città in Italia, San Giorgio per esempio è patrono di Ferrara e di altre. Però qui in Catalogna è particolarmente sentita questa festa, infatti per loro è una sorta di festa degli innamorati di San Valentino. Tutta la città è addobbata da rose, che la leggenda dice siano nate, no, la rosa dal sangue del mago ucciso appunto da San Giorgio o San Giorgio in questo caso, e si regalano rose e libri. Infatti la città appunto è tutta addobbata da rose e piena di bancarelle di libri. Sono libri nuovi o usati e si vendono sia i grandi autori sono sempre presenti soprattutto a Barcellona per un firmacopie in strada, tutto questo avviene all'aperto. E i libri usati invece come le rose anche vengono venduti per scopi benefici, quindi sono varie associazioni che raccolgono denaro in questo modo. È una festa molto bella, molto caratteristica e bella, insomma. Beh, mi piace moltissimo questa cosa che regalano libri oltre alle rose, no? Perché di solito queste feste purtroppo sono un po' consumistiche, anche le più tradizionali, no? Finiscono per avere questo lato consumistico abbastanza importante. E quindi libri invece... Sì, questa devo dire è tutt'altro invece che una festa consumistica.
Logicamente, insomma, per gli autori è anche un modo per farsi conoscere, magari far uscire il libro in occasione di San Giorgi. Però sicuramente prima era la tradizione che gli uomini regalavano alle donne una rosa e le donne un libro agli uomini, e invece oggi, insomma, con la parità di genere, tutti regalano tutto a tutti e lo scopo è quasi sempre benefico. Ah, quindi è tradizionale questa cosa dei libri, non è una cosa saltata fuori così negli ultimi anni? No, è tradizionale, sì, da sempre. Per esempio, se avete presente la Rambla Catalunya, la Rambla di Barcellona, ce ne sono tante, ma la più famosa, e il Paseo de Gracia, sono tutte piene di bancarelle di libri, sia di librerie che hanno il loro stand e sia di appunto associazioni. E tutti gli autori più famosi oggi sono presenti a Barcellona. Oggi per fortuna non ha piovuto, quindi hanno potuto farlo. Che bello. Ascolta una Paola, ma vengono, cioè è una festa tipicamente per gli abitanti o ci sono anche turisti che vengono? Direi che è tipicamente per gli abitanti, anche perché è una festa molto sentita, ma non è una festa, non è vacanza, ecco, cioè tutti vanno a lavorare comunque normalmente, però è una festa molto sentita. No, dai turisti non è molto conosciuta, forse qualcuno ci capiterà per caso, però altre feste come per esempio la Mercè, che invece è a settembre, che è la patrona di Barcellona, questa sì che vengono anche i turisti a vederla. Voglio dire. Abbiamo rivelato un segreto che i turisti non conoscevano adesso. Forse, non lo so, però per me è il giorno più bello, insomma, della Catalogna. Adesso ci sentiamo in colpa che aumenterà ancora il flusso turistico. Come in tutte le grandi città, insomma, non lo so, ci sono tanti turisti a Barcellona sicuramente, però io per esempio prima vivevo a Roma e posso dire che anche a Roma ci sono tantissimi turisti, a Firenze, no? Insomma, a Amsterdam, in tutte le grandi capitali ci sono. Quello che ci sono di cui invece è piena Barcellona sono le persone che vivono qui in pianta stabile, sia gli immigrati, però anche i cosiddetti digital nomads, no? Per esempio, cioè i nomadi digitali, questi sì che hanno scelto Barcellona come loro residenza, forse più che i turisti. Quindi non c'è così tanto quel fenomeno per cui un po' alla volta tutte le abitazioni si trasformano in B&B e gli abitanti sono espulsi dal centro. In realtà c'è già stato, nel senso che le licenze turistiche a Barcellona ormai sono bloccate, è impossibile avere una licenza turistica per un appartamento. Sono bloccate. Sì, chi vuole fare questo lavoro, insomma, che si vuole dedicare a questa attività deve già comprare un appartamento con licenza turistica, perché sennò concede più licenze turistiche. Un po' come succede Quindi forse successo siamo a Napoli. Sì, oltre questa fase, no? Però sì, quello che succede è che gli abitanti, diciamo i catalani o gli spagnoli, sono un po' espulsi dalla città per gli alti costi delle abitazioni, e questo dipende da quel fenomeno, no? Che si chiama gentrification, cioè degli stranieri che vengono con capitali ingenti e riescono a comprare e affittare a prezzi che per i locali sono inavvicinabili. Quindi questo sì è un problema. E per quanto riguarda l'affollamento, non so, per esempio dei mezzi di trasporto, cioè i residenti come lo vivono il turismo? Con fastidio o con... No, non direi con fastidio. Logicamente, diciamo, i turisti, almeno quei turisti mordi e fuggi, no? Quelli magari del fine settimana, tendono a concentrarsi proprio nella zona più centrale, la Rambla, appunto, Sagrada Famiglia, Paseo de Gracia, queste zone qua. Barcellona è una città molto bella, molto variegata,
quindi se anche i turisti si spostano da questa zona, proprio queste 4 strade, no? Sicuramente trovano dei servizi migliori e anche, non so, gestori per esempio di ristoranti o di negozi sono sicuramente più disponibili. Quelli proprio del centro, insomma, si sa, no? Sono persone di passaggio, quindi non c'è la fidelizzazione del cliente. Insomma, è un po' una catena di montaggio, diciamo, quelli turisti che vanno e poi non ritornano. Quindi comunque il governo, diciamo, del turismo c'è da parte dell'amministrazione, nel senso con questo blocco delle licenze. Poi abbiamo Una letto regolamentazione del turismo. l'autobus. Sì, non lo so, io questo dell'autobus me l'hai detto tu perché non lo sapevo. In realtà il trasporto pubblico a Barcellona funziona benissimo. Io per esempio appunto prima ho abitato a Roma, dove invece il trasporto pubblico è insomma una nota dolente. Ci sono tanti autobus, tante linee della metro, tutti si spostano in trasporto pubblico e in centro. Quindi non so, questa invasione turistica, forse in alcune zone, ecco, magari Barceloneta, queste zone un po' da evitare, anche dai turisti. Anche dai turisti. Anche dai turisti, sì. Ci sono le zone molto più tranquille, più belle, insomma. Cioè, per quello che vedi tu c'è una convivenza, diciamo. Sì, certo, il problema dei turisti non è il turista, è che tipo di turista, no? Forse. Certo, le feste di addio al nubilato, di addio al celibato, di ragazzi, di gite, di ubriacature, è un turismo che non è, che nessuna città vuole avere. Quindi forse più che regolamentare il flusso turistico, bisognerebbe magari cercare di avere un turismo di qualità, no? Un turismo più per famiglie, un turismo più tranquillo, insomma. Certo. Però si sa, la fiesta. Guarda che qui il nostro regista è reduce da un travolgente weekend in Andalusia e quindi così, è tutto adesso su questo lato spagnolo. Siamo tutti orientati alla festa. E chi no, no? Come darci torto. Va bene Anna Paola, allora grazie per questa finestra Grazie che a voi. ad aprire su Barcellona, che tra l'altro è una città alla quale anche Venezia ogni tanto guarda per il discorso appunto della gestione del turismo e anche delle grandi navi, tra l'altro, perché anche a Barcellona arrivano, no? Sì, questa sì che è una nota molto dolente e molto controversa, soprattutto non solo per i turisti, quindi per questi grandi flussi che arrivano, quanto per l'inquinamento che queste navi portano. Perché Barcellona non ha un porto dedicato alle navi da crociera, ma arrivano nel porto commerciale. E quando arrivano, logicamente si fermano, si attaccano alla corrente della città e quindi questo genera tantissimo inquinamento. Questo è un problema della città e che la politica cerca di risolvere attraverso zone a bassa emissione, quasi tutto il centro è soltanto percorribile da macchine ibride o elettriche, appunto il facile accesso ai mezzi pubblici e quindi si cerca soprattutto di limitare le emissioni. Però le navi da crociera sono quasi più controverse dei turisti, direi. Sì, vero? Sì. Sì, è un problema che sta toccando tutti i porti ormai, dove arrivano queste grandi cittadine, perché hanno 3.000-4.000 persone e quindi è un paese intero che si muove e crea problemi. Bene, Anna Paola, grazie mille per questa finestra su Barcellona
E niente, buon lavoro, buona festa, buon caldo. Qua noi oggi Grazie. siamo in felpa. Grazie, grazie. Grazie a voi. Grazie. Buona festa. Grazie, buon proseguimento. Musicale metropolitane, musicale metropolitane, Musicale metropolitane. Diego, come va? Ti sei stancato di stare anche qua? Diego, te ne vai, però adesso non telefoni mai. L'aria faceva sempre più fredda, poi viene l'inverno col ghiaccio sull'asfalto. Ricordi di donne che se ne vanno, milioni di donne che ritornano, sul punto di trovare il mio cuore musicale per cantare, per saltare, per ballare. Musicale. Musicale. Musicale metropolitane. Musicale metropolitane. Musicale metropolitane. Musicale metropolitane. Se mi accendi io ti credo, se no andiamo a fare due passi grandi al metro. Se mi accendi io ti credo, se no andiamo a fare due passi grandi al metro. Ricordi di donne che se ne vanno, milioni di donne che ritornano, sul punto di trovare il mio cuore musicale per cantare, per saltare, per ballare. Musicale. Musicale. Musicale metropolitane. Musicale metropolitane. musicale metropolitane, musicale metropolitane, Ricordi di donne che se ne vanno, milioni di donne che ritornano, sul punto di trovare il mio cuore musicale per cantare, per saltare, per ballare. Musicale metropolitane. Musicale metropolitane. Musicale metropolitane. Musicale metropolitane. Musicale metropolitane. Metropolitane a Radio Nostra, e passiamo al nostro ormai collaudato ospite che vola con la nostra mongolfiera e vola con noi. Grazie, ciao Alessandro. Alessandro Buonasera a Sartori, tutti e grazie. guida naturalistica. La nostra guida ambientale, Alessandro Sartori. Ecco. Allora, che novità ci sono in questa gelida primavera? Allora, Sì. prima di tutto il freddo, come avrete sentito. Prima abbiamo ascoltato una interessantissima finestra su Barcellona, adesso apriamo una finestra sulla laguna, perché, io lo dico sempre, la zona di Cavallino Tre Porti, Lio Piccolo, quella strada conosciuta da tutti, in realtà è una vera e propria finestra sulla laguna di Venezia, che per voi, magari per le persone che abitano magari nelle vostre zone, è conosciuta, ma in realtà la laguna di Venezia è pochissimo conosciuta, anche spesso dagli stessi veneziani, ma assolutamente da tutte le persone che abitano in terraferma, o la maggior parte delle persone che abitano in terraferma, perché non ha facili ed è difficile da capire. Per cui questa finestra... E questo qua, scusa Alessandro, ma questo è un bene o un male?
Questa è una domanda a cui avrei saputo rispondere tranquillamente 2 o 3 anni fa, ma adesso a questa domanda io non so rispondere perché comincio anch'io a pormi dei dubbi. Cioè, se è meglio che tutto sia nascosto o che tutto sia noto. Diciamo che dovremmo dire che è bene che tutto sia noto e per cui le persone dovrebbero avvicinarsi al mondo naturale e alla laguna, in questo caso del mio argomento, e una volta conosciuto dovrebbero prenderlo a cuore e cominciare a proteggerlo e conservarlo. In realtà il rischio è che ci sia proprio un consumo frenetico che ormai è tipico della nostra società, e per cui questa gente vuole vedere i pulcini, vuole vedere i fenicotteri, vuole vedere le sterne, ma finito lo show, spesso consumato velocemente, non gli interessa nulla se poi queste specie aumentano, diminuiscono, se gli ambienti vengono distrutti. Ed è un argomento interessante che ci si potrebbe fare, non una puntata, ma un convegno su cos'è sto turismo sostenibile e se veramente è sostenibile. Esatto. Ok. Ma tornando all'argomento, la risposta alla domanda della Rossella, cioè che novità ci sono, io nelle puntate, quando mi avete chiamato, ho sempre ribadito che il periodo bello d'oro per la laguna è l'inverno, perché diventiamo un luogo incredibilmente interessante per gli uccelli europei per lo svernamento. Questi uccelli se ne sono andati quasi tutti, c'è qualche ultimo ritardatario, e in realtà fosse una scena di teatro e protagonisti diventano gli uccelli nidificanti, per cui l'idea è di fare una breve carrellata sugli uccelli nidificanti della laguna, che guarda caso si trovano quasi tutti anche agli OP. No, nel senso si trovano un po' dappertutto, ma se uno gira le vostre zone riesce a vedere con un po' di attenzione, un po' di curiosità tutto. Allora, i protagonisti dell'inverno, per vari motivi, sono le anatre nelle valli. Queste sono già partite in massa verso i paesi appunto dell'Europa nord-orientale e sono rimasti i classici marzolini, cioè la nostra anatra, cioè il germano reale, e qualche altra anatra che nidifica nelle valli, per cui poche, cioè non sono più le protagoniste principali, per cui qualche volta nidificano le canapiglie, qualche volta si ferma il mestolone, qualche mestolone che nidifica in valle, ma i veri protagonisti sono i trampolieri, perché arrivano dall'Italia e le boccette, come diceva prima Gianluigi, e questi trampolieri cominciano a nidificare sulle barene, e per cui questa zona è una zona dove possiamo avere il privilegio di vederli da vicino, perché spesso ci sono delle barene vicine alle strade dove riusciamo a vedere queste nidificazioni e con un po' di attenzione anche i pulcini. Adesso ci sono anche i gabbiani corallini, credo, più o meno, che hanno sfrattato, oggi sono passato, hanno sfrattato i fenicotteri, li hanno mandati via dalla... Sì, questa è una cosa un po' buffa dei gabbiani corallini. Allora, l'Io Piccolo, la zona insomma del vostro comune, è anche nota per avere una buona popolazione di gabbiano comune. Il gabbiano comune d'inverno ha numeri altissimi, tanto è vero che ha questo nome di gabbiano comune, poi in primavera se ne vanno via quasi tutti, la maggior parte se ne vanno via, le coppie che nidificano in laguna sono veramente poche e quasi tutte concentrate nella laguna nord, per cui nelle valli. Trovano questi isolotti, scusate, nelle barene dove fanno il nido, ma un mese dopo arrivano i gabbiani corallini, che sono un po' prepotenti, non tanto perché sono aggressivi, ma insomma negli animali la massa corporea è importante, per cui normalmente a diversità degli uomini non fanno mai la guerra, però il più grosso la vince sempre, insomma. Per cui adesso arrivano i corallini, i quali prima con un po' di disinteresse cominciano a atterrare questi isolotti, poi fanno finta di cercarsi un nido e un po' alla volta, spingi di qua, spingi di là, cominciano a prendersi con un gran vociare, con tantissima confusione. C'è questo periodo in cui degli anni, che ne arrivano tanti, sovrastano addirittura i rumori creati dall'uomo e diventa il protagonista, insomma, il gabbiano corallino, con questo verso simile a un gatto che si lamenta,
e sfrattano tutti, sfrattano i fenicotteri, perché con calma, senza nessuna litigiosità, però insomma questo gruppo di animali riesce alla fine ad impossessarsi di questi isolotti e fare la nidificazione. Ascolta Alessandro, ma quindi quando tu vedi tutti questi gabbiani corallini che volano in cerchio facendo veramente un rumore incredibile, loro stanno dicendo vedete di andarvene che tocca a noi o... Allora, non saprei dare una risposta precisa. Ho notato anch'io, diciamo che quando arrivano, perché poi alcuni rimangono qua anche durante l'inverno, potremmo semplificando dire che quelli che svernano da noi poi se ne tornano in Ungheria, in Polonia, eccetera. I nostri che normalmente svernano in Spagna, non a Barcellona, ma comunque Spagna, Portogallo, poi quando arriva marzo rientrano in laguna e verso aprile cominciano a arrivare nelle colonie. In realtà non nidificano, fanno proprio questa gran confusione. Spesso li si vede anche in colonia e la gente dice stanno nidificando, magari ne vedi 2000, poi il giorno dopo non ne vedi più neanche uno. Spesso vanno a mangiare nei campi, hanno questa fase dove si vede che tira moltissimo e hanno chiamiamolo, io sto semplificando, ma questo corteggiamento lunghissimo, per cui fondamentalmente disturbano tutti, disturbano nelle colonie, disturbano volando, perché hanno sto vociare. In realtà spesso noi vediamo nelle colonie degli uccelli che poi nemmeno si fermano a nidificare. Per cui per esempio mi capita di vedere uccelli nelle isolette che hanno magari l'anello francese o l'anello ungherese e dopo un mese sono in Francia e in Polonia. Però lo stesso vedono una colonia, scendiamo anche noi. Ecco, parlavamo prima di festa. I corallini fanno delle grandissime feste tutto aprile, perché poi effettivamente si mettono a nidificare più tardi, cioè verso maggio. Per cui alla risposta, se lo fanno per mandar via, se lo fanno perché trovano del cibo, io ritengo che in questo periodo dell'anno qualsiasi cosa facciano la fanno in maniera molto chiassosa. Ecco, per cui insomma, sono sicuramente protagonisti della nostra primavera. L'anno scorso, per la prima volta, è stato trovato un nidificante nelle zone appunto degli Piccolo anche il gabbiano roseo, che è un gabbiano molto elegante, che spesso si vedeva a Lio Piccolo, io l'ho sempre visto, però la pistola fumante, cioè che proprio stesse nidificando, è stata trovata, per cui oggi è un'ulteriore specie che nidifica, questo gabbiano roseo, che nel periodo della riproduzione, non pensate che sia un fenicottero, però insomma ha questo bel rosato molto particolare, ed è una specie, ripeto, molto elegante perché è molto affusolata, una via di mezzo come grandezza tra il corallino e il comune, cioè proprio un bel uccello, diciamo. E poi ci sono tutte le esterne, tutte le esterne della laguna di Venezia nidificano lì, per cui il più grosso che è il beccapesci, che ha il becco nero, la famosa sterna comune che ha il becco rosso, e tra poco, in questi giorni, arriva il fraticello che ha il becco giallo, piccolino. Sono uccelli migratori che fanno viaggi lunghissimi. Pensate che beccapesci nati a Lio Piccolo sono stati visti in Namibia o in Sudafrica, per cui fanno queste migrazioni lunghissime, e adesso arrivano, e anche quelli lì è forse una delle poche zone dove tutte e tre le specie nidificano. Per cui un ulteriore, sempre della famiglia dei gabbiani, insomma. Poi i classici falchi di palude, il gheppio, e poi tutta una serie di passeriformi, piccoli uccelletti che una volta erano comuni e adesso stanno proprio scomparendo, e che forse in questo chiamiamolo ambiente, in questo territorio a scacchiera, che ancora mantiene delle caratteristiche delle vecchie campagne dove le coltivazioni non erano intensive, con le siepi, i fossati, ancora esistono uccelli interessanti che si fermano a Lio Piccolo, per cui nidifica ancora la verla piccola. L'altro giorno che ho fatto un'escursione con le scuole, la sterpazzola, cioè è effettivamente la lupupa oggi ne ho viste parecchie oggi. È uno dei posti della provincia di Venezia, potremmo dire che per autonomasia è il posto dove nidifica e si può vedere facilmente lupupa.
Sì, che un sta po'. anche diventando sempre di più e Sì, anche sta abbastanza docile vicino alle strade, sta tranquilla, non scappa. sì, sono anni che nidifica, Mm. probabilmente proprio questo discorso delle siepi, degli alberi, delle piccole tamericci capitozzate, per cui trovano questi buchi dove a parte che le ho trovate nidificanti anche nei basta un buco tipo una vecchia cassetta, che ne so, della parte elettrica in disuso e loro ci vanno a nidificare. E, no, no, sicuramente la valenza per un birdwatcher durante la primavera-estate di Lio Piccolo è interessantissima, insomma. È uno dei luoghi dove puoi andare, normalmente si dice, quando gli uccelli nidificano ne vedi pochi e si fa poco birdwatching. Ecco, a Lio Piccolo ne hai da divertirti, insomma, assolutamente. Sempre con attenzione e Sempre sempre con la rispettando. calma, sempre rispettando le distanze, sempre rispettando un po' il silenzio. Guardare la natura deve essere una cosa che non deve essere una cosa frenetica, non è la raccolta delle figurine, è una cosa che deve stimolarci a capire anche l'ambiente e fondamentalmente stare in pace con noi stessi. Insomma. Se è Sì. dimostrato che passeggiare nella natura fa bene alla psiche, alla tranquillità e alla calma, cerchiamo di prendere questo hobby, passione, con i giusti tempi e i giusti ritmi, per cui senza frenesia, che mi pare che se ne sia. Va bene così è il prossimo brano che sentiremo e va bene così anche il nostro racconto di Alessandro. E niente, venite, ma venite appunto con calma, con, E facete quasi in silenzio. esatto. È bello anche fare la passeggiata che tu dici, che anche perché è facile arrivare, forse è uno dei posti più semplici e facile arrivarci, no? E di notte, di sera, che si sente un vociare incredibile e chi conosce come Alessandro, che conosce i versi, sa già chi c'è e chi non c'è. Infatti. A È una proposito, delle Alessandro, cose che faccio con i bambini è quella di provare a fare una cosa che normalmente si farebbe professionalmente, che si chiamano punti di ascolto, che vuol dire star fermi in un punto per 5 minuti in silenzio e segnare quello che passa, no? Statisticamente. Allora, bambini 5 minuti è impossibile, ma già farli fare un minuto in silenzio è una cosa più forte di loro, cioè non riescono proprio, anche se si impegnano, anche se fai una gara, proprio il solo fatto che dici non dovete dire niente, già quello diventa una sfida incredibile. Però poi si rendono conto di quante cose sentono. Bene, grazie Alessandro, ci sentiremo prossimamente e buon binge watching, buone mattinate. aspetta che voglio Grazie. chiedere a Alessandro, Dimmi. ci sono delle escursioni che ci vuoi proporre nei prossimi, che ne so, 2 mesi? Ma guarda, sto finendo questo lavoro con le scuole del Cavallino Treporti con una grossissima soddisfazione perché mi rendo conto che sono dei ragazzini con tutte le caratteristiche dei ragazzini moderni, che non sono più i ragazzini di quando ero giovane io, però hanno ancora questo legame magari col nonno, con lo zio, ed è molto interessante, per cui mi sto veramente godendomela queste escursioni con le scuole, perché anche se sono indisciplinati c'è sempre da imparare qualcosa. E quando ho finito con le scuole poi organizzerò qualche escursione. Va bene, dopo ce lo Ve lo farai farò sapere. sapere. Anche noi. Ok, Bene. grazie mille Grazie. e alla prossima. E le tue mani sono quelle vere, distese sui prati costruiscono l'ere, e la metà di questa voce che parla di lei che ti sono vicino.
va bene così. E va bene, intanto sei qui. E va bene così. E va bene, intanto sei qui. È molto importante per sempre essere nelle nuove speranze che vanno lontano sull'onda di ferro che portano l'aria al nostro mistero. E va bene così. E va bene, intanto sei qui. E va bene così. E va bene, intanto sei qui. La notte sarà piena di sole e di libertà. E va bene così. E va bene, intanto sei qui. E va bene così. Va bene, intanto sei qui. E va bene così. E va bene, intanto sei qui. E va bene così. E va bene, intanto sei qui. Eccoci qua, torniamo nuovamente con la nostra mongolfiera in Spagna, andiamo un po' più in là di Barcellona, andiamo a Siviglia e troviamo Laura Cremonesi. Buonasera Laura. Buonasera Giampiero, come state? Bene, siamo tutti bene, abbiamo anche nostalgia della feria d'aprile. Laura Cremonesi è dell'Associazione Italiani a Siviglia. Esatto, sì. Esatto. Grazie. Cosa fate gli italiani a Siviglia? Ci sono moltissimi italiani a Siviglia, però l'associazione è nata per riunire, per mantenere le radici, le origini, per incontrarci e stare insieme e creare come uno spazio italiano e dove possiamo tranquillamente parlare delle nostre tradizioni, dei ricordi da piccoli, un po' di tutto, no? Per stare insieme fondamentalmente si è creata questa associazione e poco a poco sta crescendo. Abbiamo l'ambasciata italiana, con il comune, con il console italiano a Siviglia e niente, facciamo riunioni, ci riuniamo per cenare, per bere una birra, per vedere film, per andare in feria. Facciamo una vita in comune tra di noi, parlando in italiano, mantenendo le nostre tradizioni. È un po' una maniera di creare una casa Italia a Siviglia.
Ecco, allora, visto che hai annunciato della feria, la scorsa settimana abbiamo sentito l'architetto Davide Galvini, ideatore Sì, della portada, no? sì, sì, E con l'inizio della feria, adesso è finita con i fuochi sì, d'artificio sabato esatto, scorso sì, e appunto, visto che abbiamo parlato anche di Barcellona col discorso degli ospiti, degli stranieri, dei turisti, c'è questa diatriba, no, a Siviglia per questa sì. feria sul tenerla come nuova in questi anni o riportarla vecchia? Raccontaci un Sì. po'. Allora, la Feria di Siviglia si creò, bueno, tantissimi anni fa come una feria della vendita del bestiame anticamente, no? Poi poco a poco si è trasformata in una festa tradizionale che si realizza 2 settimane dopo la settimana santa, dopo Pasqua. E anche già la Originalmente settimana santa, cioè anche là si fa è festa. un'altra cosa, sì, sì, un'altra cosa molto importante e particolare. Prima del cambio che è stato fatto 3 o 4 anni fa, forse prima della pandemia, scusate, si iniziava la feria il lunedì sera con la noce del pescaito, che è la notte nella quale la feria realmente è tutta spenta, tutte le luci sono spente, anche quelle della portada, che è la porta principale di accesso al recinto alla zona della feria. E la notte il lunedì sera i soci della La Caseta, che sono la feria organizzata in strada, è come un piccolo paese, un effimero che si smonta ogni anno, come si smonta l'entrata, la portata, che si fa un concorso che ha vinto il Davide Gambini. E la notte del lunedì i soci della Cassetta si riunivano per fare la cena del Peccaito, che si mangia pesce fritto, perché originariamente, realmente, come non avevano luci, la caseta si comprava il pesce fritto fuori, si portava alla caseta e si mangiava lì. Però si iniziava il lunedì sera, poi si svolgeva tutta la settimana e si chiudeva la domenica sera con i fuochi artificiali. E il lunedì era, meno che non c'è più, il lunedì era come festivo, non si andava al lavoro, era un giorno per recuperarsi dalla feria, La perché andare giornata tutti i della giorni in feria. ressaca, no? Sì, del recupero dello Della stomaco, ressaca, no? Loro dicono però la ressaca. la ressaca, sì. Però qualche anno fa si fece un piccolo referendum, che non è un referendum, no? Una consulta popolare, ed è passata a ora sta iniziando il sabato sera. Quindi la noce del pescaito, invece di essere il lunedì, è il sabato. Quindi il sabato sera la noce del pescaito, domenica tutta la In settimana, pratica 2 giorni di il più. sabato 2 giorni in più, la settimana intera, dal sabato a sabato. E poi la domenica già la feria è finita. Questo aumenta moltissimo, ci sono 2 fine settimana a disposizione, poi chi va al lavoro il lunedì del pescaito ha la possibilità, la notte del pescaito ha la possibilità il giorno dopo, se è domenica, di poter andare in feria non lavorando. Ora, è più lunga. Che è successo? Che è cambiata la direzione del comune, c'è un'altra giunta, amministrazione, e loro dicono che preferiscono la feria precedente, perché è troppo lunga, perché non è possibile, per cui c'è questa richiesta di consulta con la popolazione, i residenti, per sapere cosa preferiscono, se la precedente o quella che c'è attualmente. Adesso vedremo qual è il risultato, I perché risultati. credo oggi la votazione, credo anche domani, per cui un paio di giorni, e vedremo cosa verrà fuori, se si sceglierà una o l'altra. Bene, vedremo, staremo attenti. Sì. Intanto voi, ho visto siete già pronti, no, con una vostra iniziativa, presentazione del libro Suite Andalusa.
già No, questo ah no? noi non lo facciamo noi quello che appoggiamo, tutte le attività Ah, non lo che si fate fanno, voi? non è organizzato da noi, però appoggiamo le persone che fanno attività italiane, gli italiani che presentano libri, ovviamente cerchiamo di diffonderli, è anche uno un lavoro che facciamo noi, è un po' diffondere gli eventi italiani che si realizzano a Siviglia, appoggiando per esempio questa Paola e Mattia mi sembra che si chiamava, scusa, Marco Paola e Marco, Rinaldi e Paola sì, Setaro. sì, che presentano questo libro, per cui noi l'aiutiamo a Sì, dai, diffonderlo, date poi un un appoggio, po' una insomma, voce, sì, un appoggio, una voce. Poi ci sono cose che organizziamo noi, per esempio l'incontro letterario che periodicamente si sta facendo ogni 1 o 2 mesi, c'è con la lettura di un libro e poi si incontra per discuterlo, c'è un gruppo. Poi dell'associazione organizzano attività e non vengono sempre tutti, ovviamente, i soci sì, beh, chiaro. dell'associazione scelgono a partecipare a una cosa o all'altra. Tra l'altro è un'associazione che non solamente viene frequentata da italiani, viene anche molto frequentata da spagnoli che si avvicinano alla cultura italiana, che hanno studiato italiano per cui parlano italiano, per cui un po' anche per far conoscere la nostra cultura, le nostre tradizioni a persone del luogo, un po' fonderci. Siamo anche ben amati, no, dai Sì, sevigliani, sì, 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 come con la sì, cultura sì. italiana, il teatro, la musica. Sì, sì, c'è una buona affinità, c'è una buona Mhm. relazione realmente, sì, è abbastanza carina la situazione che stiamo vivendo a Siviglia, ci sono molte persone interessate, si avvicinano e stiamo riunendoci poco a poco, stiamo crescendo. Voi in quanti siete? Complimenti. Siamo tra i 50, non so Ah, l'ultima lista di soci che abbiamo, una settantina di sì, soci, dai. non siamo tantissimi, però Beh, ogni anno cresciamo, l'importante è che ci manteniamo la situazione, continuiamo la l'importanza è creare le relazioni tra di noi, molte volte poi si creano delle conoscenze tra il gruppo e poi si creano amicizie, ci sono molte persone che sono conosciute grazie all'associazione di italiani, poi fanno attività di altri tipi insieme, questo è un po' anche il motivo di conoscere tra di noi e poi a seconda dell'affinità di ogni persona ci si avvicina uno con un altro, non è che bisogna stare sempre, sì, certo. sempre insieme nell'associazione. Poi si creano gruppi che fanno attività più loro, magari con l'appoggio dell'associazione o no, però questo è veramente interessante, veramente dell'associazione. La cosa che volevo ricordare è dire che per esempio l'anno scorso i comités, non so se sapete cosa sono i comités sono un No. comitato che è un'istituzione che fa da intermediario tra l'ambasciata italiana fuori l'ambasciata italiana, in questo caso a Madrid, che è quella che ci compete, e gli cittadini italiani che ci sono sul territorio. E il comité ci ha dato un premio all'italianità per far vedere un po' tutte le attività che abbiamo svolto finora, perché l'ultima edizione è stata nel 22, stiamo cercando sempre, l'anno scorso non abbiamo potuto fare, organizzare una feria d'Italia a Siviglia, Sì, l'avevo siamo letta. arrivati alla 7ª edizione, l'anno scorso durante la pandemia non l'abbiamo potuta No. fare ovviamente, l'anno scorso non ce l'abbiamo fatta, adesso vediamo se ci riusciamo a incontrare una location quest'anno, la quale si una giornata, 2 giornate, normalmente nel periodo di ottobre, in cui c'erano attività italiane, c'erano vendita di prodotti italiani, concerti, abbiamo creato veramente dei begli eventi negli ultimi anni. E questo anche ci ha aiutato a arrivare al premio italianità che ci ha concesso il Comites. Per cui siamo veramente contenti e credo che dobbiamo proseguire in questo cammino, aumentando le attività. Bene, complimenti, perché Grazie. un sacco di belle cose e insomma un po' di sano orgoglio italiano, dai.
Va bene. Sì, che poi si Sì, sposa sì, anche bene là, no? Almeno c'è sì, no, la- c'è un amore per l'Italia, c'è la Spagna è di moda in Italia, però sì. l'Italia anche Spagna piace molto, per Mm. cui siamo benvenuti. La gastronomia italiana piace a tutti, la cultura italiana, la musica, per cui è abbastanza interessante. Poi la cultura tutto siciliana è molto simile, non è uguale ovviamente, no? Però Certo. abbiamo più o meno le stesse tipi di maniera di vivere, per cui dipende dalla zona, no? Anche perché si sta parlando più di vita esterna, c'è una vita un pochino più all'aperto, però comunque c'è molta apertura all'Italia, a tutto quello che è relativo con l'Italia, sì. Va bene, Laura, grazie. Hai sempre anche l'accento Grazie a voi. spagnolo che... Sì, 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 sono qua da tanti anni, io. Eh, Sì, sì, non lo e- riesco a perdere. Ah no, ma dai, è bello. Va bene, No, grazie. Magari se ci sono altre novità ci sentiremo un po' più avanti. Ok, quando volete Va bene. mi fate E sentire, ci quando rivediamo. veniamo, veniamo a Ci trovarvi. chiamate, sì, ci chiamate Esatto, così vediamo se possiamo fare un incontro fisicamente, ci conosciamo di esatto. persona. Va bene, Perfetto. grazie Grazie mille, mille, buona Laura. serata. Un bacione a Altrettanto. tutti. Ciao, 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 ciao. 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 Ciao, ciao. Sento l'emozione che mi dai, ti voglio per sempre, lo sai. Ora che mi dai la via di stare con te, nelle parole più nuove diventano le fantasie, quelle vere come te non finiscono mai. Dove sei, dove sei, dove sei, dove sei tu? Dove sei, dove sei, dove sei, dove sei? Voglio di più. Penso domani con te per sognare un'altra immagine, dove siamo innamorati io e te, uniti con i nostri corpi, ci siamo ritrovati lì, e questo è iniziato tutto piano così. Dove sei, dove sei, dove sei, dove sei tu? Dove sei, dove sei, dove sei, dove sei? Voglio di più. Stanotte qui con te, che caldo fa, resta con me, voglio di più. Dove sei, dove sei, dove sei, dove sei tu? Dove sei, dove sei, dove sei, dove sei? Dove sei, dove sei, dove sei, dove sei tu? Dove sei, dove sei, dove sei, dove sei? Voglio di più. Dove sei tu? Voglio di più. Dove sei tu? Dove sei tu? Dove sei tu, Genio per due, Diego e Brigitte, ce li abbiamo adesso con noi via telefono. Ciao Diego, ciao Brigitte. Ciao Luigi di Radio Nostra, un abbraccio a tutti da Stoccarda, a tutti gli ascoltatori. Ciao, un grande saluto da Stoccarda. Bene, ma a Stoccarda cosa fate a Stoccarda?
Giriamo. Cerchiamo canzoni. Improvvisiamo, appunto. Siamo sempre, cerchiamo per ballare, noi ci piace molto ballare nelle discoteche, siamo sempre attivi come gli anni '80, noi balliamo felici sempre insieme, Sì, innamorati come sempre, esatto, sì. Si vede benissimo e si vede e anche si sente dalle canzoni che proponete. Quando è che avete iniziato? Avete iniziato qua in Italia o avete iniziato in Germania? Iniziato abbiamo in Roma, perché ci siamo conosciuti in Italia, vicino Trieste, e poi siamo andati prima in Roma, Diego è andato con la chitarra e dopo siamo andati a Germania. E dopo a Rimini abbiamo anche improvvisato canzoni così che le abbiamo fatte anche come va bene così, abbiamo creato a Rimini sulla spiaggia, no? Con la chitarra così spontanea l'abbiamo creata. Bene, e quindi è dagli anni '80 che suonate, che siete assieme, che... Dall'87. Nell'87 sì. Siamo. Dall'87. Nelle nostre canzoni si vede la nostra vita, no? Come ci hai detto, si sente il nostro feeling. Sì, il vostro amore come il titolo di una canzone che avete proposto. Fra 2 giorni esce anche un nuovo brano. Purtroppo è stato prolungato e aspettiamo adesso che però è stato registrato un anno fa questo brano e tanto è durato per farlo uscire, adesso aspettiamo che il produttore si decide di farlo uscire, ecco. Quindi allora la prossima... Non passerà molto che uscirà, ecco. Sarà una sorpresa per tutti gli spettatori, tutti i nostri seguaci, ecco. È la nostra canzone così. Con un feeling molto dell'estate. Dell'estate, sì. Beh sì, avete questa musica che è molto, molto bella, molto estiva, esatto, anche perché siete appena tornati, no, dalle Canarie, se non sbaglio. Sì, siamo appena tornati. È stata un'avventura bellissima, è sempre un'esperienza. Siamo stati in paradiso tutto questo tempo. Con la musica sempre aperta, no? Cerchiamo anche noi che sappiamo che abbiamo dei talenti ancora di più di quello che si può dare, che sia ascoltato, che sia delle nostre canzoni, abbiamo ancora nuove idee, nuove forze che dobbiamo realizzare. Ancora col tempo si apriranno tutto questo, ecco, le nostre canzoni che Abbiamo tanto ancora. Abbiamo tanto materiale da dare, tante emozioni che ci emozionano anche noi stessi, certe volte anche troppo, perché siamo sensibili molto, no? Così. È una storia nostra molto, 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 molto. La conosciamo solo. Beh, la conoscete e la fate conoscere, insomma. Ascolta, volevo sapere, allora voi vivete a Stoccarda in Germania e cantate però in italiano, come viene presa dai tedeschi? No, noi abbiamo fatto questo progetto in italiano perché il produttore voleva che noi cantiamo anche in tedesco, inglese, internazionale. Poi sta anche nelle nostre improvvisazioni che facciamo musica non stop improvvisata. Questo è il nostro pubblico. Non ci serve neanche le nostre canzoni, noi possiamo improvvisare all'istante non stop, 2-3 ore di improvvisazione. Quindi Musica creata all'istante. Al momento, così caspita. Al momento, con parole e testi. Non viene sempre perfetto, no? Non è detto che viene adesso. Ma ci sono quei dei momenti strani che vengono, la canzone completamente perfetta fuori, no? Ho provato a cambiare una grandissima sintonia fra voi, no? Per poter
così, no? Sì, noi siamo in un altro mondo, ecco, noi siamo, non chiediamo di fare come si dice, un successo, noi facciamo solo per noi, la nostra musica creata a distante, per amore per noi, e dopo come il pubblico l'accetta, questo è un'altra cosa, ecco. Questo, però noi facciamo con amore la musica, non è che cerchiamo un successo, se il successo non viene, noi siamo anche felici. Che come Vengono questi momenti che inizio a suonare una melodia e Diego canta, inventiamo tutti e due nel stesso momento la musica. Come ognuno è in suo mondo, ma insieme siamo una onda. Che cosa romantica che hai detto! questo è anche sul testo, ho provato a cambiare, certe volte anche vedo, ho cantato qualcosa che non passa col testo, voglio cambiare, trovare una parola migliore di quella, no, devo lasciare proprio quella che ho improvvisato, perché se cambio la parola allora non ha più quel sugo come prima, cambia qualcosa nella canzone, allora io lascio completamente le parole come vengono dal vento, così che l'abbiamo fatto in studio, no? Come amore è stato fatto così, questa canzone, così all'istante, improvvisata, e così Sentite, Molto romantiche, belle. sì, quando noi cantiamo, adesso abbiamo cantato con un duo, non ci volevano lasciare più via, no, come cantanti e come anche ci vogliono bene, insomma, ci prendono tanto positivo che le ore passano 2, 3, 4 dopo la mezzanotte, sempre voglio andare a casa, no, resta, sempre, ci prendono sempre con loro, no? Gente di cuore, gente circondato della bontà intorno a noi sempre. sì, Vuol dire che siete voi però che create, no, la condizione perché si esprima questo clima così affettuoso, così bello, complimenti. Sì, con noi viene anche l'emozione, noi ci emozioniamo e siamo troppo sensibili. pronto? Si sente? Sì, adesso sì. Sì. Vai. E sentite, Sai, sensibili, siamo sai così, non so neanche io spiegare, certe volte siamo troppo buoni, Sensibili. troppo sensibili. sentite il nome del duo Genio per due, perché Genio? Mio padre è Eugenio, Ah, aveva un'officina in un paese, aiutava la gente così, non si fa mai pagare, solo per la bontà, era un uomo troppo buono. Creava un genio, faceva con le mani tutto lavori incredibili che ancora oggi. E così ha scritto vicino a una pergola, vicino a una vecchia scrila, Eugenio, no? uh-huh. E io mi è venuta l'idea, Eugenio, che chiamiamo mio padre era Eugenio, è anche un genio, e sono figlio di Eugenio, mi chiamo genio, no? Anch'io. Con la musica anch'io posso fare improvvisazioni, così ho pensato, allora siamo un genino nelle improvvisazioni, perché concorrenti in questo livello non ci stanno, ma per improvvisazioni non so. E questo è il nostro mondo. Questo è il nostro mondo. È giusto. Va bene. Complimenti, le musiche sono belle, sono bellissime, anche gli arrangiamenti sono ottimi e sono belle da ascoltare, le metteremo ogni tanto, ne metteremo un po' e quando avete quella nuova chiamateci pure che la presentiamo. Certamente, ti faremo sapere subito quando esce, no? Subito. Perfetto. Interview in Radio Nostra. Bene, grazie mille Diego, grazie mille Brigitte. Grazie.
Saluti a voi. a voi. Saluti a tutti. Adesso metto il vostro brano Amore che raccoglie un po' tutto quanto quello che avete detto. Ciao, grazie mille. Sì. Amore per tutti. Ciao. Amore, amore, amore. Amore, amore, amore. Tu sei un tango per me. Quando guardavo le storie, mi somigliavi solo tu. La gente passa per la strada, innamorato son di te. Qualcosa cambia nel mondo, tu resti sola qui con me. Amore, 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 ma che importanza è se siamo soli nel tempo e beviamo un caffè? Tu sei sola nella stanza e mi chiamavi così, mentre si balla nella sera, tu mi dici di sì. Che succede? Innamorato son di te, ma cosa fai nella vita? Se c'è un inganno per noi. Innamorato, innamorato, innamorato son di te. Quando ballavo la taverna, tu eri stretta qui con me. Amore, 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 ma che importanza è se siamo soli nel tempo e beviamo un caffè? Tu sei sola nella stanza e mi chiamavi così, mentre si balla nella sera, tu mi dici di sì. Della vita, ma che ti importa, sai? E tanto noi la viviamo e siamo pronti anche di essere insieme, così. Amore, 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 ma che importanza è se siamo soli nel tempo e beviamo un caffè? Tu sei sola nella stanza e mi chiamavi così, mentre si balla nella sera, tu mi dici di sì. Tu sei sola nella stanza e mi chiamavi così, mentre si balla nella sera, tu mi dici di sì. Amore, amore, amore. Eccoci qua, Amore, il genio per due, Diego e Brigitte l'abbiamo sentiti poco fa, ospiti da noi, e ora abbiamo il nostro messaggio in bottiglia, Rossella. Sì, Sami è riuscito anche oggi a mandarci un piccolo aggiornamento da Gaza, e purtroppo è di ieri la scoperta di questa fossa comune, la terza più grande nella storia, pare, più di 300 cadaveri con segni di torture, di mutilazioni, di violenze molto pesanti. L'esercito israeliano ha detto che loro non c'entrano, l'ONU ha già chiesto un'inchiesta internazionale seria, fatta naturalmente da persone indipendenti. Fatto sta che è una cosa che ha colpito moltissimo, perché tutti questi cadaveri buttati lì così, insomma, ci ha ricordato le cose orribili che sono successe in Bosnia
negli anni 90, ecco. E non abbiamo anche noi fatto in tempo a sentire il messaggio, per cui una sorpresa, ci è arrivato poco tempo fa. Sì, E quindi sentiamo un po' che cosa ci racconta Sami di questa vicenda, credo che parlerà di questo. Bene, allora ascoltiamolo, vediamo di farlo partire, accendiamo, riavvio e via, vediamo un po'. Situazione gravissima soprattutto sul livello sanitario, sul livello praticamente anche della uccisione di tante gente, perché per esempio fino ad oggi praticamente quando sono ritornati all'ospedale di Nasser hanno trovato una fossa comune dove ci sono finora 310 cadaveri dentro questa fossa, praticamente forse la seconda fossa di morti più grande dalla storia, da quando, perché è inaspettabile tutti questi morti, sono tutti praticamente anziani, bambini, donne, uomini, vecchi, tutto quanto, sono tutti sepolti dentro un maciere, praticamente è stata fatta una fossa grandissima nella piazza dell'ospedale, sono state messe al centro. Ci sono un'altra fossa comune, l'hanno trovata però era più piccola, era 190 persone, era dentro anche l'ospedale del Cifa. Poi tante trincee, praticamente quando ci arrivano i carri armati sempre si trovano ancora i cadaveri che sono sotto questo praticamente maciere o sotto praticamente la trincea. Una situazione sempre grave perché loro finora praticamente il numero di morti accertate sono arrivate a 34.700, forse poi ci sono altre forse 10.000 o più, altre sono praticamente scomparse, tanti cadaveri. Poi questa fossa comune ce l'hanno trovata anche gente senza pelle, è stata tolta la pelle dalla gente, c'è stato anche altre prese degli organi, c'è stato praticamente tante cose praticamente mancanti di questi corvi, ce l'hanno usato anche loro, praticamente hanno fatto anche un mercato di organi umani, praticamente tutti belli, perché ci sono trovati gente senza pelle, praticamente una cosa incredibile, continua praticamente massacri, bombardamento a Rafah e la gente non sa facendo cosa di fare, perché qui non lo dicono loro di andarsi via da Rafah, però dicono sempre che vogliono invadere, poi andarsi via dove? Perché è già pieno. Per esempio sono ritirati parzialmente da Khan Younis, però cominciano bombardamenti, qualcuno si è andato, però hanno rischiato praticamente finora, perché Israele non ha detto a loro di tornarsi, perché finora rimangono tutte praticamente zone di combattimento, situazione sempre più grave. Situazione sempre più grave, ci dice Sami, è impressionante questo discorso della gente senza pelle. È molto impressionante, non si capisce che cosa possa essere successo. Il presidente americano Biden oggi ha detto giustamente che condanna le violenze durante le manifestazioni. Abbiamo sentito che nelle università americane sta un po' scoppiando, insomma, la cosa. Addirittura alla Columbia la rettrice ha ordinato le lezioni online per evitare che gli studenti vadano fisicamente al campus e possano fare manifestazioni. E Biden però ha detto sì, che condanna naturalmente le violenze e condanna gli eventuali discorsi di antisemitismo, ma ha detto non capisco come si fa a non capire quello che sta succedendo ai palestinesi. Ed è impressionante, insomma, e speriamo che venga fatta luce e che i responsabili paghino, anche se naturalmente nessuno riporterà in vita le decine di migliaia, a questo punto siamo a quota più o meno 35.000, 13.000 bambini sono morti. E l'esercito israeliano dice che di questi 35.000, non dice che non è vero, i 35.000 li negano solo alcuni giornalisti italiani che fanno anche abbastanza ridere, però l'esercito israeliano dice che di questi 20.000 erano terroristi, ma non si capisce come fa a dirlo, nel senso che se vi ricordate un paio ormai di mesi fa è venuto fuori che Netanyahu accusava l'UNRWA, che è l'agenzia dell'ONU che si occupa dei palestinesi da quando dal 1948, insomma, e aveva detto che 12 di questi erano legati ai terroristi.
e quindi avevano sospeso tutti i finanziamenti che sono molto cospicui da parte anche degli stati europei. E adesso l'ONU ha detto che non è arrivata nessunissima prova di questo coinvolgimento e quindi di ricominciare a finanziare questo organismo, che è quello che garantiva per esempio le scuole, gli ospedali, che aiutava le persone, le tende, perché purtroppo c'è gente che dal 48 del secolo scorso vive più o meno in campi così. Ecco, quindi la situazione è veramente molto difficile e non si vedono prospettive, nel senso non ci sono colloqui di pace, neanche colloqui per una tregua, perché falliscono tutte le iniziative e niente. Ieri ho letto un articolo su un giornale americano che diceva i 2 obiettivi principali dell'esercito israeliano erano liberare gli ostaggi e sradicare Hamas. E dopo 6 mesi di guerra, 35.000 morti e la distruzione del 60% del patrimonio immobiliare di Gaza, e anche parecchi ormai soldati israeliani sono morti, ecco, dopo tutto questo, questi 2 obiettivi non sono stati raggiunti, nel senso che gli ostaggi sono ancora più di 100 nelle mani di Hamas, e Hamas non è stato sradicato, quindi non si capisce tanto bene, insomma. Sì. Va bene, noi siamo sempre una sentinella, aspettiamo sempre i messaggi di Sami, sperando che non arrivino più perché la cosa si sia conclusa. Questa è la speranza. Che si sia conclusa un po' con un po' di pace, esatto. O almeno un periodo perché tra l'altro l'ONU dice in maggio sicuramente si parlerà di carestia a Gaza. A maggio manca una settimana, insomma, certo. Quindi perché comunque c'è anche il discorso che continuano a non entrare i famosi camion che sono lì fermi. Tra l'altro dicevano che questo comporta dei problemi enormi anche per le agenzie, per le varie ONG che mandano gli aiuti, certo. Perché costano, cioè tenergli un camionista un mese costa il camion fermo, costa il camionista che gli devi dare da mangiare, certo, e che non può fare altri lavori, e anche le derrate. Anche le derrate alimentari che scadono, che alcune si rovinano sicuramente, esatto. Insomma, così raccontavano anche delle tante cose che è vietato far entrare. Se c'è un articolo che non deve entrare, tutto il camion viene rimandato indietro. Mm-hmm. E fra queste cose ci sono per esempio i pannelli solari, i frigoriferi a pannelli solari, ma i frigoriferi a pannelli solari servono a conservare le medicine, per esempio l'insulina o altre medicine che hanno bisogno di stare al fresco, e quindi non ci sono neanche le medicine. Però loro dicono che i pannelli solari possono essere usati anche per fare non so cosa, insomma, di armi, non so di cosa. Vabbè. Per cui le incubatrici non fanno entrare, non fanno entrare i farmaci antitumorali, non li fanno entrare. E così, va bene, dopo questi simpatici amici che cantano e che sprizzano amore e allegria da tutti i pori, abbiamo cambiato un po', insomma, versante. Va bene, ci diamo appuntamento a martedì prossimo, sperando che la parte tecnologica funziona, perché sinceramente non so se la diretta è andata a buon fine. Ho visto che c'erano disconnessioni che andavano e venivano. Di solito YouTube le aggiusta, ma vedremo un po' come va. Comunque abbiamo la registrazione e casomai rimettiamo in circolo la registrazione fatta questa sera. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie a Rossella, grazie a
Omar da Liegi Baston Liegi. E grazie al nostro regista che nonostante il gelo ha sudato 7 camicie Sì. per far andare avanti tutta la macchina. Oggi sì. Va bene, andiamo con la sigla e appuntamento a martedì prossimo. Ciao a tutti. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi e Remo Omar. Una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo a martedì prossimo.